Molto probabilmente qualche sbandato ha fatto più danni che altro, perché poi non ci sono stati furti di nessun genere, solo rotture e rotture di scatole anche. Se ne sono andati a mani vuote, lasciandosi però alle spalle una lunga lista di danni, lo o gli sconosciuti che nottetempo hanno preso di mira alcune attività in quartiere Pertini. Non solo qui, ma allargando lo sguardo più in generale a tutta Mestre, difficilmente però si è assistito ad un attacco così massiccio, circa una mezza dozzina di tentativi d'effrazione in un centinaio di metri, e al tempo stesso così confuso e modesto nei risultati. E se individuiamo chi è stato, oppure individuiamo ladri o spacciatori, eccetera, noi ci costituiamo parte civile, perché questo è un quartiere a posto. E invece veniamo dipinti delle volte, per quattro deficienti, veniamo dipinti come un quartiere pieno di ladri, pieno di spacciatori, insomma, cosa che non è. Il primo segno di questa sconclusionata attività è il tentato sfondamento di una finestra vetrina del bar accanto al circolo Hauser. Gli sforzi non devono essere stati pochi, ma non sono andati neanche vicino a rompere il vetro. Poche decine di metri ed ecco i segni di un poco convinto tentativo d'effrazione a quello che forse solo dopo ci si è accorti essere uno studio medico. Risparmiata la tabaccheria, è stato il turno, anche qui pare con poca convinzione, della panetteria, quindi con ben più lena l'ingresso di un altro studio medico. Niente da fare, a questo punto probabilmente è la frustrazione a prevalere in questa vistosa ammaccatura che pare forse il risultato di uno scatto d'ira. Ma non è finita, c'è ancora tempo per un nuovo tentativo di effrazione senza successo in un altro studio medico. Questo è un quartiere che rifiuta l'illegalità nel suo complesso, compreso anche quello dell'occupazione abusiva e illegale delle case. È indubbio che lasciare libere decine e decine di case, questo ci crea più di qualche problema.